Bentornati in ultimo aggiornamento con le previsioni meteo. Una brutta notizia per quanto riguarda gli amanti della neve, perché avevamo accennato nello scorso video che la posizione del minimo depressionario per portare nevicate a bassa quota anche al nord, compresa la Romagna, è troppo spostato verso il meridione, verso sud, quindi non andrà a coinvolgere le regioni settentrionali. Una conferma definitiva che quindi smentisce totalmente la possibilità che la prima neve possa apparire anche sulle zone pianeggianti, specie del nord-est e sulla Emilia-Romagna. Come possiamo vedere, la dinamicità che avremo nel corso proprio dei prossimi giorni continuerà a manifestarsi, comunque di stampo prettamente invernale, proprio per la discesa di correnti più fredde di matrice artica che continueranno a puntare l'Europa centrale, quindi le correnti saranno sempre a altitudini basse e consentiranno quindi i flussi freddi di matrice artico-polare di raggiungere anche il nord Italia con maggior probabilità, e comunque l'area fredda artica in parte che giungerà, come vedete, anche sul nord Africa, sul Canada, ma nelle prossime 48 ore non subiremo grandi variazioni, se non appunto precipitazioni sui settori centrali della nostra penisola, e come vedete l'ingresso di correnti fredde che giungerà proprio sull'Europa occidentale, causa anche un minimo instabile sul Nord Africa. Le correnti umide continueranno a spingere da sud-ovest, dalla giornata di domenica che abbiamo trascorso in complesso con delle precipitazioni comunque abbastanza rilevanti, comunque a carattere sparso sulle zone centrali della nostra penisola, a una giornata di lunedì contraddistinta da stabilità a nord, con temperature comprese tra i 3 e i 5 gradi nei valori massimi, e soleggiato in prevalenza, tra qualche velatura. Avremo qualche precipitazione nella giornata di lunedì che si concentrerà in modo particolare sull'Appennino centrale, sul Lazio in modo particolare. Anche qui avremo accumuli oltre i 30 mm a fine giornata, pensate, e in parte anche sulle zone campane, specie lungo le coste, sull'Abruzzo compreso, e anche in parte sulle Marche, sulla Toscana centro-orientale, con nevicate che saranno ancora oltre i 1500 metri sull'Appennino, pensate. La giornata di martedì, ecco, questa era la più incerta per quanto riguardava la previsione. Tanti ovviamente in un giorno, pensate, prevedevano nevicate anche sulle coste, sulle zone pianeggianti del nord-est, quindi tra il Veneto, il Friuli, sulla Emilia-Romagna e sulle Marche. Adesso cambia totalmente. Come vedete, questo era il modello americano che prevedeva con maggior probabilità questo evento nevoso, ma ovviamente quando si parla del modello europeo, che è il più affidabile, trae una diversità incredibile proprio per quanto riguarda la sua analisi, che è molto più dettagliata e molto più affidabile. Come vedete, si instaura un campo anticiclonico sul centro Europa, e questo consente cosa? Consente al minimo di stare più in basso rispetto ovviamente alle missioni precedenti, quindi sul medio Tirreno, si trarrà sul basso Tirreno e consentirà nevicate solamente sull'Appennino centrale, localmente sulle Marche e anche sull'Abruzzo. In parte questi saranno i settori che potranno ricevere degli accumuli. Rovesci che saranno sempre intensi, come vedete, sul Nord Africa, e come vedete anche a giornata di martedì saranno più esposti questi settori, compresa anche la Sardegna meridionale e pensate anche in parte la Sicilia, specie sulle zone come Agrigento e, come vedete, lungo le coste del versante tirrenico, del medio-basso Tirreno, quindi i settori esposti come il Lazio, la Campania e anche sull'Alta Calabria. Questi settori più coinvolti. Come vedete, le temperature saranno in notevole calo, soprattutto al nord, dove qui le gelate saranno piuttosto frequenti, valori minimi anche fino a -6 gradi, pensate. E per quanto riguarda invece le temperature massime, saremmo, pensate, attorno ai 3-5 gradi sulle zone pianeggianti del nord, mentre al centro attorno ai 9-13 gradi, soprattutto se più andiamo verso sud. E guardate invece al sud Italia, saremo anche con picchi fino a 17 gradi, e sulla Sicilia anche fino ai 18 sulla Puglia, pensate. Quindi la giornata di mercoledì si rivelerà ancora molto instabile, con instabilità anche marcata sulle regioni del sud Italia. Come vedete, saranno sempre più esposti e a rischio i versanti del basso Tirreno, con maggior probabilità di precipitazioni anche intense, pensate, sulla Alta Calabria, lungo le coste
delle campane e sui settori montani dell'Appennino meridionale, ove qui pensate le nevicate caleranno di quota e giungeranno fin sotto i 1200 metri. Avremo qualche piovasco in azione anche sulla Sicilia settentrionale, e invece altrove al nord avremo cielo in complesso sereno. Questo perché comunque continuerà un trend soleggiato al nord, tra qualche velatura sottile e qualche foschia mattutina, con l'espansione dell'anticiclone, che comunque non porterà un generale cambiamento delle condizioni meteo, saranno stabili, con temperature che saranno ben sopra i 4 gradi in valori massimi al nord, sopra i 11 gradi al centro e sud Italia. E guardate però la formazione di questo minimo depressionario che si andrà a instaurare, pensate, vicino alla Gran Bretagna, con lo scontro delle aree più fredde di matrice artica proprio situate sulla Scandinavia, potranno ruotare e trasferire quindi quest'area molto più fredda, con l'invio di flussi umidi molto instabili, verso il nord Italia. E quindi venerdì è lecito aspettarsi la formazione di questo ciclone profondo sulla Scandinavia e sulla Danimarca, che ruoterà notevolmente e porterà quindi flussi molto più umidi, e con un deposito di aria fredda che si andrà a concentrare sulla pianura padana proprio nel corso dei prossimi giorni. Se si andrà a formare un bel minimo depressionario sul Mar Ligure, potranno così arrivare delle precipitazioni nevose che colpiranno tutto quanto il nord. Dipenderà anche però da una cosa, perché la complicanza sta che giungeranno delle correnti più miti di matrice subtropicale al sud, quindi qui le temperature sulla Sicilia e su gran parte dell'estremo sud saliranno ben oltre i 18 gradi, quindi anche questa è la complicanza. E con lo scontro di queste correnti miti in contrasto con le correnti più umide atlantiche e il deposito di aria fredda nei bassi strati, potrebbe consentire la resistenza del cuscinetto freddo, con le nevicate che saranno addirittura fino a quote pianeggianti. La maggior probabilità vede ovviamente da parte di tutti i modelli nevicate oltre 300 metri. Vediamo se verrà confermata anche la proiezione di neve fino in pianura per quanto riguarda la giornata di venerdì tra il pomeriggio e la serata. Ne riparleremo perché è una distanza temporale notevole e questa è una delle ultime occasioni per vedere un'altra possibile chance di neve in pianura. Come dicevo, purtroppo è sempre meglio aspettare 3 giorni prima di che venga confermata una previsione, perché come vedete sembrava fosse tutto confermato, l'arrivo della neve in pianura, ma in realtà ci sono sempre le incertezze e le complicanze nella collocazione esatta dei minimi. Dobbiamo sempre stare attenti e ovviamente non farci troppe illusioni, perché queste sono ipotesi, sono tendenze previsionali a lungo termine che assolutamente non hanno un buon regime di affidabilità. Continuate come sempre a seguirci.